Mercoledì mattina firmerò con i colleghi Zaia e Bonaccini, due governatori delle regioni che insieme a me hanno lanciato l'iniziativa dell'autonomia. Un annuncio a sorpresa arrivato nella tarda mattinata da parte del presidente della Lombardia Roberto Maroni. Mercoledì dunque sarà il giorno X, quello che in Veneto si aspetta dal 22 ottobre, quando si svolse il referendum consultivo. A Palazzo Chigi 3 governatori firmeranno il patto per l'autonomia. La scorsa settimana, in occasione dell'incontro con la consulta, il presidente Zaia aveva auspicato di chiudere tutto entro pochi giorni e le previsioni sembrano essere rispettate. Un'accelerazione dei lavori in vista della fine della legislatura. Nonostante il Veneto avesse rispedito al mittente la prima bozza perché non rispondeva alle richieste della regione. Poi una seconda versione che aveva ottenuto l'ok di Zaia e dello staff che in questi mesi lo ha affiancato nella trattativa con Roma. Ora l'epilogo oramai vicino, mercoledì l'ultimo passo. Stiamo affinando la bozza con ulteriori aggiustamenti e se ci confermano la convocazione di mercoledì noi ci siamo, fa sapere il governatore del Veneto. Maroni ringrazia l'impegno del sottosegretario Bressa, anche lo stesso Zaia in occasione del discorso alla consulta aveva riconosciuto l'impegno messo da Roma nel negoziato. Devo riconoscere che il lavoro fatto col sottosegretario Bressa fino ad oggi è stato produttivo, è stato anche in un ambiente di serenità, con l'ottica anche di accogliere le istanze. Devo dire che se oggi c'è questa possibilità la si deve al Veneto che ha marcato stretto, è arrivato alla settima bozza di accordo.